il numero 3 di Rinaldi con di fuori Rain del Brenta che però prende subito in mano Rumba OM esce di quello di targhetta. Rain del Brenta che cerca di parcheggiare terzo in corda alla prima curva, lo fa, Rinaldi rimane leader, guadagna 3 di margine subito, cavalli in lunga a fine indiana, l'ultimo è Robbio Fiori, 15,6 la frazione, in seconda posizione Rumba OM, in terza Rain del Brenta, poi Rocco Fiori, quindi Raveo, ancora Robbio Fiori e Rosa Dakar. Può rallentare decisamente a finire a dritta di là Gianni Targhetta, il favorito Rinaldi, 16,8 di frazione. Non cambiano le posizioni. Si va all'inizio dell'ultimo chilometro, muove dal fondo anche Raveo che tenta la risalita, frazione in 16,9, si va parecchio piano, ha spostato di fuori Rain del Brenta in anticipo su Raveo, gli 800 conclusi in questo momento, accelerazione, 15,8 il paletto, gruppo raggruppato, si va alla penultima curva, Rinaldi in vantaggio, posizioni che non sono cambiate. Iniziano gli ultimi 600 metri, muove anche Raveo nella scia di Rain del Brenta, che cerca di andare all'attacco di Rinaldi che reagisce. C'è Rumba OM nella scia di Rinaldi, Raveo non tiene in contatto con Rain del Brenta, si propone di fuori Rocco Fiori che però scurva molto largo. Cavalli che vanno a finire la curva, addirittura di là in 15,7. E adesso si viene addirittura in arrivo con Rain del Brenta all'attacco di Rinaldi nel tratto conclusivo. Rain del Brenta, la punta esterna di Rocco Fiori, Augusto Borghetti che viene a vincere la prima del 2013, 1,18,9 da allenatore guidatore per i colori di Nicola Pisacane.